Cava di Rossano Veneto, dove sono iniziati i lavori di ripristino ambientale. Al momento la cava è in fase di ripristino ambientale si chiama, è una misura imposta dalla regione, sentita anche la provincia, quando una cava finisce di essere diciamo così coltivata. Insomma, si tratta di lavori per la messa a norma delle sponde e per ripulire l'area. La prima cosa che ha fatto la ditta che ha comperato la cava ex EGAF, che è la ditta Cazzaro, ricordo, è stata quella di ripristinare lo stato dell'arte. Il comune, precisa la sindaca Morena Martini, non ha ancora ricevuto nessuna richiesta sui futuri utilizzi della cava. Questo in risposta ad alcune ipotesi, prontamente smentite, in cui si vociferava di ipotetici scarichi di rifiuti o liquami. Mai questa amministrazione concederà a chiunque di utilizzare la cava per scopi che siano lesivi della salute dei cittadini stessi. Quindi chi mi dice che sanno già che porteranno dei liquami da Venezia non meglio identificati, o che chi dice che sarà utilizzata per scopi, ecco, al momento nulla è stato depositato in comune, ma nel momento in cui dovesse essere fatta una richiesta di questa natura sarò la prima a mettermi con le armi per fare battaglia.